Doppio incidente mortale sul lavoro, a perdere la vita due operai di origine egiziana, Mustafa Abdu, 22 anni il prossimo mese, e Mahmoud Hamad, 40 anni, a ottobre. Una morte orribile e dalle cause ancora in fase di definizione. I due operai con permesso di soggiorno provvisorio datato maggio 2025 erano venuti in Italia in cerca di un futuro. Hanno trovato la morte dentro una fossa biologica. La tragedia a Veternigo di Santa Maria di Sala, in questa villetta al civico 62 di Via Desman, da aprile acquistata da una famiglia di origine moldava, con la proprietaria, classe 1983, risultata insoddisfatta dei lavori di bonifica delle fosse biologiche effettuati da una ditta di rivale di Pianiga, ditta che per porre rimedio alla vicenda per la pulizia delle fosse si era rivolta in subappalto ad una seconda azienda, stavolta di Malcontenta, da cui dipendevano i due operai defunti. Sembra che due operatori nella messa a regime di una biologica di un residente privato, nelle operazioni di rimozione della parte solida, sono rimasti così intrappolati, avendo inalato dei fumi che li hanno fatti svenire e poi sono venuti a mancare. Secondo una prima ricostruzione, il primo dei due sarebbe scivolato, caduto nella fossa mentre stava effettuando i lavori di manutenzione. Il secondo, nel disperato tentativo di salvarlo, sarebbe stato sopraffatto dal gas e dalle esalazioni tossiche, svenendo e finendo a sua volta dentro la vasca. Entrambi sarebbero morti per asfissia. Come vedete appunto l'area adesso è interdetta, stanno facendo le verifiche del caso il PM e i carabinieri a stazione di Milano insieme con i pompieri. Sul posto anche il SUEM 118 e i tecnici dello Spisal per ricostruire l'esatta dinamica e verificare eventuali responsabilità penali e amministrative. Indagini in corso anche per accertare se i due operai fossero stati assunti regolarmente e dotati dei dispositivi di protezione individuale. Dai primi rilievi pare fossero privi di mascherine o sistemi di sicurezza. Tragedia questa che riaccende i riflettori sulle condizioni di sicurezza nei piccoli cantieri e sui rapporti di lavoro degli operai stranieri.